Ci aspettiamo una ripresa che è anche abbastanza importante. Sicuramente sull'estero continueremo e anche il calo dell'euro rispetto al dollaro aiuterà molto, ma c'è una tendenza molto positiva, soprattutto su prodotti di contenuto di valore aggiunto che quindi in prospettiva futura continueranno ad esserci. Quello che latita è la domanda interna che potrà essere stimolata però, per esempio, io conto molto sull'effetto del Job Act sugli impieghi dei nostri dipendenti, perché quando il nostro dipendente ha un contratto a tempo indeterminato può immediatamente avere accesso al mutuo bancario per la casa, per esempio, o per altri finanziamenti, cosa che difficilmente riesce a ottenere se ha un contratto co-pro o a tempo determinato. E quindi spero ci siano degli effetti positivi che arrivano anche, io mi auguro che Draghi oggi e domani decida per il quantitative easing, che era una misura che avevo chiesto ancora tempo fa, perché questa può veramente incidere, perché è un'emissione di liquidità sul mercato e abbiamo visto quanto questa sia produttiva e lo vediamo negli Stati Uniti, i risultati straordinari che stanno ottenendo proprio grazie a un'emissione importante di denaro sul mercato. Quindi insomma il livello economico dell'Italia anche all'interno dell'Unione Europea può crescere. Ma direi senz'altro di sì, noi dobbiamo dimostrare, lo stiamo dimostrando, che abbiamo fatto i compiti a casa e li abbiamo fatti bene. Oggi mi auguro che da parte dell'Europa ci sia un allentamento del patto di stabilità, anche qua come chiedevamo, soprattutto per gli investimenti infrastrutturali. Se questo avviene e si comincia immediatamente sul territorio, perché anche i comuni possono spendere il denaro che hanno in cassa e che va immediatamente sulle imprese del territorio. Io conto molto su questo. Noi abbiamo dimostrato che siamo un paese serio, adesso abbiamo bisogno che l'Europa ci aiuti e allenti un po' questo patto di stabilità. Siamo all'inizio di quest'anno, di questo 2015, ci ritroveremo alla fine e lei dice avremo un sorriso, se non smagliante, abbastanza soddisfatto. Mi auguro di aver ragione, vedo anche da parte dei miei colleghi imprenditori un po' di volontà, di entusiasmo, sta tornando un clima di fiducia, noi dobbiamo ricostruire la fiducia in Italia.